stata scritta da Peppe Lanzetta con Gaetano Liguori, Edoardo Guadagni e Rosario Minervini, e che vede in scena Peppe Lanzetta, Federico Salvatore. È un'opera in cui si parla delle 4 giornate di Napoli in qualche modo, e in qualche modo è legato proprio al concetto di Mario Mosella: contaminazione, culture, stratificazione, forum delle culture. Perché Mario, noi parliamo spesso figli della guerra, nero a metà, ma che significa? E quando un personaggio in sé racchiude tante anime, quella nera, quella di De Charles, quella della sua terra, quella di Sant'Alfonso di Liguori o di quando nasce Ninno, ma anche quella Cherokee, degli indiani e nativi americani. Quindi in qualche modo le 4 giornate di Napoli e quel concetto di storia d'allora è stato fondamentale per la nascita e la crescita di quei meravigliosi artisti che sono nati nell'area nord di Napoli. Quindi chiamo sul palco Francesca Marini, che ci regalerà una sua interpretazione di un altro grande classico, Storia d'amore, numero 1.
Francesca Marini,